È la nostra campagna di autunno per andare incontro alla prossima legge di bilancio regionale si intitola Tutto bene? I conti non tornano. È la nuova campagna del Partito Democratico che prevede numerose iniziative tra fine novembre e gennaio in tutta la regione, su sanità, sociale, emergenza casa e lavoro. Quello che sta succedendo in Friuli Venezia Giulia davanti a una giunta regionale che dice che sta andando tutto bene, noi riscontriamo invece tagli alla sanità, liste d'attesa infinite, grande solitudine per le persone che hanno un anziano in casa o dei soggetti fragili con disabilità, e notiamo anche che c'è un continuo sfilacciamento, una grande solitudine e una difficoltà anche che si riscontra ad esempio sulla questione abitativa e ovviamente del grande tema del lavoro, perché abbiamo visto cosa è successo qualche giorno fa a Grado e sappiamo che c'è un grande sommerso di lavoro nero, lavoro povero e lavoro precario. Conti ha anticipato la campagna a margine dell'incontro pubblico al Caffè San Marco con il senatore Michele Fina, tesoriere del Partito Democratico, che ha fatto visita anche alla Sissa. Era accompagnato dalla senatrice Tatiana Roitz, che ha lamentato in particolare i tagli ai fondi per l'istruzione e l'università e, a livello regionale, per il quotidiano della comunità slovena Primorski Dnevnik. Fina ha ripreso i temi del sociale e del lavoro povero, criticando la manovra del governo. Purtroppo una manovra di tasse dirette e indirette, quelle dirette ad esempio le accise, ma quelle indirette il taglio alla sanità, la non esistenza di misure contro il lavoro povero, il taglio dei fondi ad esempio sull'industria, a partire dall'automotive che è il primo settore industriale del nostro Paese, che attraversa una transizione complicata e che pure vede per l'80% di fondi tagliati. Così come sui trasporti, sulla scuola mancheranno oltre 5.000 insegnanti, insomma una manovra che impoverisce il nostro Paese.